che cosa devo fare? Le domande a quelli del nord. Al nord, che cos'è quella cosa che quando c'è non si vede? Sto scherzando, dai, facciamo le cose serie. Ma vi sembra normale che fate pagare il bicchiere d'acqua vicino al caffè? Ma che modi sono? Tu se mi devi dare l'acqua buona, a quel punto fammi pagare l'acqua e offrimi il caffè. Perché poi suonate sempre questo clacson? Esci il verde e suoni il clacson. No, metti la freccia e suoni il clacson. Poi passi il Parenzio, Tonizio, Nicole, Michele e non suoni, scusa. Il clacson è anche una cosa felice, no? Per salutare la gente, al matrimonio, si fa il bordello. Mi spiegate perché quando date un appuntamento alle 7, vi presentate veramente alle 7? A volte alle 7 meno 5 mi è capitato. Cioè, ci vediamo alle 7, c'ho tempo fino alle 9, 9 e mezza. Perché mettete sempre l'articolo davanti ai nomi di persone? Il Pasqui, l'Andrea, il Simone, la Barbara. Ma come fate a mangiare alle 7 e mezza? E alle 7 e mezza mia mamma neanche sa che cosa deve cucinare. Una volta ho mangiato alle 7 e mezza, alle 11 abbiamo mangiato un'altra volta che papà ci aveva fame. Perché avete messo pure sulla metropolitana il wifi? Ci volete mortificare proprio? Ma che verbo è calendarizzare, schedulare, incrociare le agende? Noi al massimo incrociamo le dita quando trovi lavoro, no? Ma veramente a voi il pranzo la domenica dura poco? Cioè un'ora e mezza, tutto. Antipasto, datemi informazioni. Non vi scocciate di fare questo fatto ogni volta che uscite fuori, cosa hai preso, che cosa hai bevuto. Ci vuole più tempo per fare il conto che per mangiare. Quando è 8 persone, 80 euro, 10 euro a testa. Matematica, ragazzi, è semplice. Ma che cos'è la schiscetta? Che cosa è la schiscetta? Ma soprattutto, perché ce l'avete così tanto con noi del sud? Che cosa vi abbiamo fatto di male? Tutto questo rancore? Ma che? Cioè cos'è? Cioè tutto il tempo i sottotitoli mi avete messo. Guarda che mica sto parlando tedesco, è italiano. Il regista è milanese, lo sapete. Ah!